In viaggio con itinerari turistici questa settimana vi porto con me in una terra dell'Alta Padovana, lambita dalle acque del fiume Brenta che qui incrocia le acque del Muson dei Sassi, per la seconda edizione di Cadoneghe e la Serenissima. Par terra e par mar, per far rivivere le emozioni che legano Cadoneghe alla città più bella del mondo, Venezia, che legano Cadoneghe alla Serenissima e alla sua grande storia. Le divise che voi portate sono fedelmente uguali all'originale, è vero? E sono fatte in lana, perché una volta la lana era il tessuto povero con cui venivano vestiti i soldati, sia d'inverno che d'estate, e voi le portate anche sotto il sole di 30 gradi, proprio così, in lana. Sì, questa è una divisa del reggimento Treviso delle Fanterie Venete, ma era la divisa di tutto l'esercito veneto di terraferma. Quindi il blu era una divisa del 1788, portata fino al 1797. Erano in lana cotta e ovviamente sono molto pesanti. Dobbiamo sapere che la divisa doveva durare almeno 6 anni. In realtà il cotone era adibito solo agli alti, gli alti ufficiali. Non esistevano le due divise. D'estate soprattutto i militi che vivevano nelle fortezze utilizzavano solo la divisa, il giacchettino e basta, non la divisa di pertinenza. Ed eccomi con Sara Aranzato, assessore alla cultura. Buongiorno Sara. Buongiorno. La grande storia e il grande connubio che lega Cadoneghe a Venezia comincia da qui, dal fiume. Il fiume che ci parla della storia, una storia millenaria ma anche una storia di collegamento. Il fiume fu uno strumento, una via di collegamento tra Venezia e Cadoneghe. I patrizi veneziani, il doge e tutto il suo seguito all'inizio della primavera risalivano la Brenta, così chiamata prima di essere il fiume Brenta, e arrivavano nei vari punti delle riviere, degli argini, dei fiumi come il Brenta, per soggiornare in villa. Infatti il nome villeggiatura nasce proprio da questa abitudine dei patrizi veneziani. Loro risalivano in primavera e soggiornavano nei territori dell'entroterra fino alla fine dell'autunno, quando rientravano a Venezia pieni delle risorse che avevano potuto avere da questi territori. Quindi riuscivano a coltivare la terra attraverso la loro servitù e a fare granaio per l'inverno. Alle nostre spalle Villa Mocenigo e a 2 passi dal fiume. Qui c'era proprio la passerella dove sbarcava il doge. Il doge con chi? Con la dogaressa, il seguito dei patrizi, la loro servitù. Ogni primavera arrivavano e soggiornavano in questa splendida villa del 1500. Una villa che racconta ancora oggi, dopo 500 anni, la storia di questi patrizi veneziani che arrivavano qui per coltivare i terreni e fare granaio per il loro inverno. Quante ville patrizie così conta il territorio? Il territorio conta 2 ville patrizie, questa Villa Mocenigo, appartenente al doge Mocenigo, e Villa da Ponte, di un'altra famiglia nota veneziana. Ma il territorio è ben più ampio. Oltre a Cadoneghe abbiamo tutti i paesi limitrofi e pensate, gentili telespettatori, ci sono ben 5.000 ville. Abbiamo sentito giusto, 5.000 ville da poter portare al nostro pubblico a casa. E quello che oggi comunque fa Cadoneghe con la sua manifestazione. Vuole riproporre anche i vestiti, gli usi e i costumi di un tempo. Sì, assolutamente, è una rievocazione che riporta in questi territori la storia di 500 anni fa, la fa conoscere e la rivisita per migliorare anche in certi casi il futuro, per dare collegamenti commerciali e per veramente aiutare il territorio ad essere inserito, speriamo, in un circuito turistico.
Sindaco, buongiorno. In questa splendida giornata si ricordano le tradizioni e la storia grande che lega Cadoneghe a Venezia. Proprio così, una storia grande e secolare, devo dire, collega il nostro territorio con Venezia, una storia fatta di cultura, di lingua, ma anche di fiumi, perché il nostro territorio con Venezia è collegata dalla Brenta. Dalla Brenta si può dire nome femminile perché una volta veniva proprio chiamata così, poi l'aggettivo si è trasformato in maschile, Certo. però una volta il suo nome era la Brenta. Una terra questa in cui si parla ancora il dialetto e soprattutto lo si capisce. Esatto, è stato proprio il clou del mio intervento questo, parlare la nostra lingua, la lingua veneta. Ho chiesto ai miei cittadini: ma voi parlate veneto in casa, al lavoro? La stragrande maggioranza ha risposto affermativamente. La lingua veneta è ancora nel cuore dei cittadini di Cadoneghe ed è molto diffusa. E soprattutto la si capisce anche dalle altre persone, magari di chi arriva e viene ad abitare qui a Cadoneghe. Proprio così, è una sorta di seconda lingua che quando la si parla strappa sempre un bel sorriso e arriva direttamente al cuore, insomma ci si capisce subito. Buongiorno, quanto importante è l'identità veneta in questo territorio? Direi molto, grazie alle associazioni qui presenti oggi possiamo ringraziare la Proloco di Cadoneghe e la Proloco di Noventa Padovana per tutto l'aiuto e il supporto, molto importante perché riusciamo a diffondere la nostra storia, la nostra cultura, diciamo a livello di Cadoneghe e a livello di provincia di Padova, Veneto e perché no, a livello internazionale. Manifestazioni che richiamano sempre molti curiosi, ma anche molti studiosi e molti turisti. Certo, lo scopo è anche questo, proprio di avere un volano con queste iniziative che possano permettere anche di dare un aiuto alle nostre attività commerciali, all'economia insomma, del territorio e perché no, un po' all'immagine anche stessa del nostro comune. Facciamo un salto indietro di ben 500 anni. Anna, presentaci questi figuranti, queste figure veneziane. Certo, il nostro Oleg che oggi farà il doge e la dogaressa Sofia e tutti questi figuranti rappresentano la corte del doge, sono i patrizi veneziani. I costumi sono fatti interamente a mano e creati dalla fantasia e abilità dal nostro Renzo, sempre della Proloco di Noventa Padovana. Cosa vuol dire per terra e per mare? Semplicemente i domini della Serenissima per terra e per mare ed è il grido di guerra dei nostri soldati, ma è anche il nostro bellissimo e grandissimo ricordo della Serenissima. Adesso vedremo lo sparo in linea della fanteria veneta, lo facciamo molto lentamente in modo che possiate capire. Gli ordini sono in lingua veneta. Fucili spara! 1! Fucile al petto! 1! Fusilieri parciarsi! Innesca! 1! Adesso viene innestato il colpo, quindi la cartuccia viene aperta, con i denti viene versato il contenuto su un bacinetto che dà l'innesco e si aspetta l'ordine consecutivo. Caricar! 1! Si appoggia il fucile vicino ai piedi, si versa il contenuto della cartuccia all'interno, si schiaccia, si aspetta l'ordine, bacchetta! 1! Si infila la bacchetta all'interno, si preme 3 volte, in questo momento si dovrebbe inserire il proiettile, ma in questo caso non lo facciamo perché il colpo è a salve. Bacchetta a posto! 1! Il colpo adesso in questo momento è a colpo ridotto in modo di non avere troppo il colpo forte, in modo che voi possiate seguire anche l'esplosione. Armor! Si arma il grilletto. 1!
su e si spara il colpo. Passa Marco, tira! Cappeo, che trema! Trema ancora, Fammagosta. Sindaco, chiudiamo così. Noi altri siamo veneti e ci sentiamo veneti. Assolutamente sì, per non perdere le nostre tradizioni, la nostra cultura, per non dimenticare le nostre origini, perché innanzitutto noi altri siamo veneti. Grazie. Grazie a te. Lasciamo Cadoneghe, San Marco il suo leone e 1600 anni di storia nei vostri cuori. Grazie gentili telespettatori di essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se avete piacere a rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie e alla prossima avventura.